Eccoci qui in questa recensione del Bel Friuli. Allora, cominciamo subito con questa recensione di questo fantastico episodio del Bel Friuli parlando della notte della vendetta. Finalmente il team di Happy Farming Day si è potuto vendicare delle azioni che ha fatto l'Inner Circle rubandogli un 8 però a questo ci arriveremo con calma. Voglio comunque prima analizzare questo episodio dall'inizio perché c'è stato di tutto, quindi credo sia stato uno degli episodi migliori del Bel Friuli. Volevo anche aggiungere che questa vendetta, che questo episodio mi ha ricordato molto per chi è veterano del canale, non solo di Happy Farming Day, ma anche di Happy Paolo Day. Per chi è veterano si può benissimo ricordare l'invasione a Bari, quella lì che abbiamo fatto un anno fa, e devo dire che che questa vendetta contro l'Inner Circle mi ha ricordato tantissimo quell'invasione. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito a questa bellissima recensione, a questo bellissimo episodio. Cominciamo dall'inizio con Ludmillo, Leslie, Raul Colon, che credo che Raul Colon era dal telefono, non era come Ludmillo e Leslie che erano insieme a IP Farming, però invece Raul Colon, se non erro, era dal cellulare. Un Raul Colon che stava spiando l'Inner Circle. Voglio anche puntualizzare che la missione Vendetta è cominciata alle 10 di sera. L'Inner Circle già a quell'ora erano molto annaffiati di alcol, molto ubriachi, hanno bevuto dei veneti, mh, come dei veneti, come dei bei veneti saprebbero fare. Insomma, un inner circle che sono certo che dopo quel, insomma, che dopo quella bevuta saranno andati da Ernesto e da Fernando o comunque avranno giocato a briscola, che cazzo ne so, hanno fatto comunque cose che fanno sempre i veneti dopo, dopo aver bevuto. Comunque, poi comunque c'è anche da dire che questo episodio mi è piaciuto moltissimo anche per le luci che c'erano, l'insegna dell'Inner Circle che sembrava quasi quella di Hollywood a momenti. Mi è anche piaciuto molto anche la qualità di questo video perché se voi mettete la qualità a 1080 fp come cazzo si dice, viene su una qualità fantastica. Poi Farming la sera sapete che a me piace molto. Comunque, dopo che Raul Colon ha informato il team di Happy Farming che erano a bere, la missione era più facile perché potevano rubare benissimo prima dell'arrivo dei padroni, prima dell'arrivo dell'Inner Circle, che l'Inner Circle era anche, nel senso, molto distratto per via della loro sbronza, quindi credo che Leslie, Ludmillo e Happy Farming potevano comunque benissimo avere campo libero. Infatti hanno rubato molti attrezzi, molte cose importanti, tra cui l'8R. Un 8R che a me piace molto come trattore. Devo dire che è un trattore che da quando conosco Farming Simulator è uno di quelli che mi ha catturato di più, che mi ha preso di più. Quindi sono contento che abbiano rubato questo 8R, che poi fra l'altro voglio anche dire, ma Chris Jericho, con tutti i soldi che ha, delle telecamere di sicurezza, cioè ma poteva metterle, nel senso, invece a quanto pare non c'era nessuna telecamera di sicurezza, perché io non ho visto che c'erano telecamere, però di questo ne parleremo alla fine perché ho una teoria alla fine di quelle veramente pazzesche. Anche se l'Inner Circle sicuramente ha capito che è stato il team di Happy Farming a fare quello che il team di Happy Farming ha fatto. Voglio anche aggiungere che Happy Farming Day e il suo team hanno comunque anche colpito, no colpito, sono anche passati con i loro veicoli, chi con l'8R, chi con la macchina, sopra il campo dell'Inner Circle. Quindi chi di spada ferisce, di spada perisce, nel senso
dopo che l'Inner Circle ha distrutto il campo di mais, diciamo che il team di Epifarming si è vendicato. Fra l'altro il team di Epifarming è molto avvantaggiato perché Ludmillo, quando era in Ucraina, era molto bravo a falsificare i documenti, a falsificare tutto quello che rubava, quindi possono benissimo cambiare la proprietà degli oggetti che hanno rubato. Quindi devo dire, una vendetta con i fiocchi, una vendetta che credo che possa anche alla fine, cioè che ne è valsa la pena questa vendetta, non è stata una vendetta gettata al vento, per fortuna, e hanno anche, secondo me hanno anche approfittato della poca attenzione che l'Inner Circle aveva nei confronti del team di Epiphany, perché, diciamo la verità, quando l'Inner Circle ha attaccato il team di Happy Farming distruggendogli il campo di mais, e dai, era veramente scontato che stavano sottovalutando i rivali del team di Happy Farming. Però il team di Happy Farming è stato molto attento, non ha sottovalutato per niente l'Inner Circle, tant'è vero che hanno atteso molto tempo prima di questa vendetta, hanno fatto le cose con cautela. Invece l'Inner Circle pensavano di non avere più nessun guaio contro il team di Pifferian perché hanno all'agente Esposito a favore. Ma non solo per questo, perché comunque li sottovalutano. Quindi il team di Happy Farming, devo dire che di testa, quindi mentalmente, si è dimostrato nettamente superiore. Allora, l'errore che però non deve fare il team di Happy Farming è quello di non sottovalutare anche loro l'Inner Circle. Hanno detto che compreranno un mastino, quindi compreranno me, compreranno il cane da fucking guarda, vabbè. Me no, però scherzi a parte, diranno che comunque ci saranno comunque dei sistemi comunque di sicurezza, non so, un cane da guardia oppure non so che cazzo ci sarà. E inoltre la mia teoria, allora intanto è che sicuramente l'Inner Circle capirà che il team di Happy Farming ha fatto quello che ha fatto sempre solamente perché non hanno altri sospettati, forse solo il Pinnacle oppure l'Elite che con l'Elite, con Kenny Omega e con gli Young Bucks erano in fight dall'anno scorso e anche Matt Hardy, però i rivali più recenti sono il Pinnacle e ovviamente il team di Happy Farming, quindi non credo che l'Elite abbia a che fare ancora con l'Inner Circle, quindi loro possono sospettare solamente del team di P-Farming, anche perché il Pinnacle non ha una farm, non c'entra nulla con l'agricoltura, quindi non credo che MJF e soci possano centrare, secondo loro ovviamente. Ora, la mia teoria è che intanto sì, ho già detto che Jericho, LAX, Jake Hager, Sammy Guevara andranno a lamentarsi con l'agente Esposito. Di questo ne abbiamo già parlato. Però la mia altra teoria era che secondo me comunque per forza qualche telecamera c'era. E se c'era qualche telecamera, io ora non ne ho vista nessuna. Può essere che c'erano, può essere che non c'erano, però se c'era qualche telecamera, Jericho potrebbe portare i filmati e il pezzo e la registrazione di tutto e fargliela vedere alla gente Esposito, anche alla gente di Salvatore. E lì sarebbero dei guai molto grossi per il team di Epifarming Day. Quindi il team di Epifarming Day deve stare attentissimo, deve essere attento, deve essere sempre in guardia, non può abbassare lo sguardo, non può abbassare la guardia neanche per 5 secondi, perché questo attacco, cioè di questa vendetta per me ci saranno delle conseguenze. Quindi il team di Happy Farming deve stare attentissimo, sempre pronto, sempre superiore, perché in questo episodio loro sono stati mentalmente superiori, però Jericho stupido non è, Jericho è un uomo intelligentissimo, molto furbo come una volpe e quindi il team di Happy Farming
deve stare attentissimo a quello che può succedere e alle conseguenze che ci saranno, perché è pericoloso. L'inner circle è pericoloso. Se fai un torto all'inner circle, a Chris Jericho, ne pagherai. Quindi Happy Farming deve stare attento perché è giusto far vedere i propri diritti dopo che l'agente Esposito non voleva dare giustizia a Happy Farming, però lo ribadisco. Mi raccomando, Paolo, quindi Happy Farming, Ludmillo, Leslie, Raul Colon Raul, non fate stronzate, state attenti, sempre guardia alta, mai abbassare lo sguardo, mi raccomando, state sempre pronti. Secondo voi, cosa succederà nel prossimo episodio del Bel Friuli? Lo vedremo. Voi iscrivetevi al mio canale del canale Guardia Baby, alla fanpage e non c'è neanche bisogno che ve lo dico perché è scontato al canale di Happy Farming Day Channel. Mi raccomando, supportate tutti e tre i dispositivi youtubici, non ci deludete, supportateci, noi ci vediamo alla prossima.